Città fisarmonica, 20 centri da poche migliaia di abitanti d'inverno che invece d'estate arrivano ad accogliere fino a 62 milioni di turisti tutte assieme. Località che al governo chiedono lo status di città balneari. Il riconoscimento che siamo una città che è piccola d'inverno e molto grande d'estate, quindi noi vogliamo che queste città fisarmonica abbiano una possibilità di essere più tempestive nelle risposte ai cittadini, nelle risposte agli imprenditori, ai lavoratori stagionali e non, perché solo attraverso la maggiore flessibilità, la semplificazione e anche il riconoscimento di alcuni parametri che noi abbiamo, così possiamo essere veramente d'aiuto ai nostri lavoratori e alle nostre imprese. A Vieste, nel Gargano pugliese, sono a congresso i G20, ovvero la rete nazionale delle destinazioni balneari, con i rappresentanti delle principali località italiane, nelle quali il litorale veneto è ben presente, con 7 località e con le loro diverse peculiarità. Questo è proprio il punto. Adesso il G20S deve fare un salto di qualità importante. Abbiamo ormai capito che il mondo va verso la direzione dei grandi numeri. Noi come costa italiana, diciamo, rappresentiamo dei numeri importanti, ecco che adesso dobbiamo cercare di darci una governance, cercare di darci dei principi, delle filosofie e degli argomenti importanti da portare avanti. Questo però deve essere poi fatto da un gruppo che riesce ad organizzare quelli che sono tutti i nostri pensieri. Noi non possiamo trovarci ogni volta qua a ripetere le stesse cose. Adesso bisogna che qualcuno si occupi di fare sintesi di quello che noi diciamo e portare le nostre istanze a Roma, cioè ai tavoli che contano. Noi chiederemo un disegno di legge, chiederemo al governo il riconoscimento di questo status di città balneare, che è l'inizio per tutta una serie di conseguenze positive per le nostre località. Noi vogliamo quindi che si prenda atto di questa realtà importantissima nel panorama economico e sociale italiano, in modo tale che ci sia il riconoscimento. Da lì poi partiremo al riconoscimento dei 9 temi importanti: sicurezza, fiscalità, lavoro e molti altri, per arrivare quindi ad avere veramente la possibilità di rispondere a quanti vengono da noi e ci chiedono delle azioni importanti. Le località eccellenti del turismo hanno appena chiuso una stagione difficile per l'emergenza Covid. Oggi i numeri che rappresentiamo, la massa critica importante, è quella che poi ci aiuta a poter portare le nostre istanze sui tavoli che contano, altrimenti nessuno ci riceve. Noi possiamo essere cavallino tre porti con 6 milioni e rotti di presenze, però da soli cominciamo a contare poco. Dobbiamo metterci assieme a tutti gli altri, fare massa critica e dare molta evidenza alle problematiche che ci contraddistinguono, che guarda caso, oggi l'abbiamo capito per l'ennesima volta, le problematiche sono comuni a tutti.